Allora, cari telespettatori, ben ritornati nel nostro spazio dedicato agli approfondimenti informativi. Qui con noi quest'oggi in studio abbiamo il piacere di riavere con noi Antonio Confortin della segreteria organizzativa della UILP Veneto, pensionati del sindacato della UIL. Ben ritornato qui con noi. Buongiorno a E tutti. insieme al Antonio Confortin vediamo di sviluppare dei temi molto caldi, anche se ne parla poco, perché adesso l'attenzione un po' dei media è focalizzata su altre questioni, da un lato le disgrazie di Roma capitale e la mafia, la corruzione dilagante, non c'è fine al disgusto e al ribrezzo che provocano queste notizie, dall'altro la questione immigrati, i vari punti di vista, eccetera. Insomma, dei pensionati non si parla più. Però il problema esiste, la situazione è grave e se da un lato si pensa di aiutare persone che vengono da altri paesi, per carità con tutto il bene che si può volere, però bisogna anche vedere a casa nostra cosa sta succedendo e non succedono buone cose, non si risolve, non si pensa di risolvere la questione degli esodati, non si risolvono i pensionati che non hanno avuto nessun tipo di vantaggio di carattere economico, degli famosi 80 euro, adesso gli si vuole dare un bonus di 500 euro quando messi in croce, il governo messo in croce perché effettivamente si trattava di una questione molto molto grave, però non vengono rivalutate completamente le pensioni ma solo di una piccola parte, quindi un bonus, una tantum. Ma il sindacato comunque non sta tranquillo, anzi Antonio Confortin, che cosa ravvedete? Qual è la situazione che non vi va nessuno giù? Beh, ci sono tantissime cose che non ci vanno né alto né basso, ma soprattutto per quanto riguarda il mondo dei pensionati, ma il sindacato complessivamente, perché, lo dico io, il presidente attuale del Consiglio ha detto che lui riunificherà, metterà insieme anche tutti i pensionati. No, ha messo insieme CGL e CISL-UIL. Avesse parlato solo di pensionati potrebbe, vabbè, poi si decide. Noi già lavoriamo insieme. Ma l'unificazione del sindacato secondo me prima o dopo dovrà arrivare, ma che lo faccia un Presidente del Consiglio che ha appena tagliato una fetta importante delle indici che il settore, cioè i pensionati stessi, le sono stati fatti, il blocco della rivalutazione delle pensioni non è una cosa che può passare così in sordina. Noi stiamo sollevando un grossissimo problema, cioè stiamo aprendo una stagione di assemblee nei territori, ma assemblee in particolar modo con i pensionati, ma c'è anche un problema di carattere occupazionale a tutti i livelli, che non sono pensionati ma che non trovano collocazione e ci sono aziende che continuano a chiudere. Mentre nel frattempo dall'altra parte abbiamo questa vergognosa situazione di Roma, del Lazio, un po' dappertutto dell'Italia. Io mi domando, questo Presidente ha voglia di guardare bene le cose come stanno o vuole che veramente siamo alla vigilia di una grande manifestazione, comunque non sarà solo una manifestazione locale e via dicendo, ma già le province sono partite, hanno già deciso indipendentemente da quello che succede, perché noi, il sindacato complessivamente e unitariamente ha chiesto un incontro veloce al governo. Non abbiamo ancora ricevuto risposta, ma non l'ha chiesto ieri, l'ha chiesto anche un po' di tempo. Se questo governo non capisce che ci sono delle cose primarie prima di tutte le altre, è chiaro che dovremmo iniziare una lotta molto dura contro questo governo. L'abbiamo già ripresa, qualche provincia sta già partendo per dare delle indicazioni forti e soprattutto perché chi viene penalizzato più di tutto è il mondo dei pensionati, ma non solo quelli che prendono, e io lo ripeto sempre, lo dico ancora, 435 euro, punto 27, perché c'è anche il punto 27, ma c'è poi quelli dei 5,50, quelli dei 7,50, poi arriviamo ai 1.000 euro per chi ha lavorato tanti anni. Se poi tu mi blocchi la rivalutazione come ha fatto, siamo proprio in una situazione drammatica
per questo mondo. Non è che l'economia sia partita e che c'è la possibilità di dare una mano a quelle famiglie, ma non solo le famiglie, ma anche i giovani, che se ne parla anche poco anche dei giovani. Oggi parliamo dei pensionati, ma ne si parla poco anche dei giovani che non trovano collocazione da nessuna parte. I dati che sono stati dati, 190.000 Sì, e via dicendo, non sono assunzioni dirette, sono assunzioni che erano o in cassa integrazione o soprattutto per quanto riguarda il pubblico impiego. Noi dobbiamo avere questo incontro col governo e credo che il governo sia in grande difficoltà se non ci chiama per avere questo incontro, perché la situazione è un po' drammatica, è ancora un po' peggio di quello che potrebbe essere. Però se ognuno guarda le televisioni nazionali fa fatica a capire cosa, come e in che maniera, ma non perché è nazionale, perché li danno tutti spot, danno tutte indicazioni su chi ha bisogno, su quelli che hanno più difficoltà, e poi si va avanti lo stesso, cioè passa a un giorno, 3 giorni, 15 giorni, 2 mesi, oggi siamo 3 mesi. Su questo dobbiamo cominciare ad aprire un confronto-scontro, uno scontro con questo governo, perché non andiamo da nessuna parte. Perché voi non riuscite neanche ad avere il confronto, quindi cioè, un incontro di nessun tipo c'è. Ma vi è stato garantito qualcosa relativamente alle vostre istanze oppure no? No, se andiamo a vedere cosa è successo in questi ultimi giorni, i pensionati dovevano avere praticamente una tantum di 23,61 €. Con questo intervento che hanno una tantum, vuol dire non solo adesso, con questo atteggiamento di questo governo si passa a 4,55 €, 4,55 € di rivalutazione. Beh, questo è un problema forte. Tengo a precisare che il giorno 8/2015 c'è stato un incontro con il ministro Polletti e con le organizzazioni sindacali per affrontare questa cosa qua. Ma fare questi incontri che dice faremo, sicuramente siamo qua, vi diamo una mano, vediamo in che maniera ne veniamo fuori, e non ne veniamo fuori assolutamente per niente. Ma il costo della vita, ricordo sempre che aumenta, le difficoltà delle famiglie aumentano. Non lo devo dire io, ma lo dicono in tanti continuamente. Noi che andiamo a fare le assemblee, non è che ci accogliono tutti bene. La cosa più importante dicono quando è che si aumenta le pensioni, e la seconda quando è che risolviamo i problemi delle famiglie dove avrà 1 o 2 ragazzi, laureati o non, che sono disoccupati e che non trovano collocazione perché non ci sono le assunzioni, se non quelle che dice il Presidente del Consiglio che fa i numeri, ma nel mondo dell'industria, dell'artigianato è avanti di questo passo, come ne veniamo fuori? Mi sembra che non siamo in grado di venirci fuori. Allora, qui uno dei punti che tra l'altro voi avete organizzato anche un'assemblea per manifestare le vostre idee giovedì 18 giugno alle 9:30 fino alle 11:30 in Piazza dei Signori a Treviso, un'assemblea pubblica dei pensionati aperta anche esponenti politici eccetera. Uno dei punti fondamentali per voi è capire cosa è successo alle pensioni, soprattutto quale futuro avranno. E anche qui, vabbè, qui c'è un grosso punto di domanda. E poi la partita della rivalutazione bloccata per le pensioni lorde sopra i 1.441,59 € lordi, ricordiamolo, lordi. E che cosa pensate? Perché una volta che viene dato questo bonus non si parla più di rivalutazione, quindi restano ferme, no? Sì, ma non c'è nessun adeguamento oppure sì? Questo bonus così com'è noi non lo vi va vogliamo, bene. non è Ecco, che vogliamo questo bonus, perché se abbiamo questo bonus andiamo in mano al governo o chi decide su questo paese, ma noi dobbiamo avere delle rivalutazioni precise, specifiche, perché è tanto tempo che non si dà qualcosa al mondo dei pensionati. Ma dico anche al mondo dell'industria o tutti i lavoratori in questo caso, se non nella contrattazione aziendale o altre cose o nel pubblico impiego.
il problema è che bisogna che ci sia un'attenzione, l'abbiamo detto anche in altre occasioni, su chi sta peggio, su chi sta male, ma c'è gente che ha lavorato 35 anni, 40 anni, che si trova con una pensione, non dico di fame, e adesso se tu mi vai anche a tassare le pensioni, ma vanno a colpire soprattutto le pensioni più basse, quando mi fai il blocco totale della rivalutazione, vuol dire che i prezzi continuano, vuol dire che il costo della vita va sempre più avanti e poi noi restiamo sempre in questa situazione e non è possibile che possiamo rimanere sempre su questa situazione. Qui la Corte Costituzionale che ha fatto questa cosa qua, questo blocco per il 2012 e il 2013 per le pensioni con importo superiore a 3 volte il minimo. Cioè tiriamo via a chi ha una pensione bassa, una pensione medio-bassa, andiamo a ritassare di nuovo e mettiamo anche dei tetti e i soldi li prenderanno i prossimi 2 anni. Ma è possibile una cosa di questo tipo? Allora abbiamo cominciato a parlarci, ci parliamo, io assieme ai colleghi regionali abbiamo fatto gli incontri durante la campagna elettorale, sì, praticamente con i 3, 4, 5 esponenti di maggiore spicco e tutti sui pensionati ci hanno detto faremo sicuramente questo, faremo sicuramente quell'altro. Abbiamo fatto anche delle domande molto precise, non incontri di 10 minuti, di 2 ore, 2 ore e mezza, cioè abbiamo impegnato forte anche la politica. Io mi auguro a chi ha vinto che si ricordi di quello che è stato detto, ma anche quelli che non hanno vinto, perché chi mantiene la situazione in questo Paese è la famiglia, ma soprattutto la gran parte sono i pensionati, di vario livello, pensionati dell'industria, pensionati del pubblico impiego e tutto quello che c'è. Ma le promesse che sono state fatte, quando riusciamo a sottolinearle in qualche modo? Oppure quelli che stanno male devono stare peggio e che hanno lavorato tutti questi anni? Il governo non ci ha pensato 3 volte a fare il blocco della rivalutazione. E perché l'ha fatto? Cosa vuole? Portare via i soldi ancora? Pensa di guadagnarci in questo caso? Dovrebbe pensare all'occupazione, dovrebbe pensare a cosa sta succedendo nella capitale del nostro paese, cioè cosa sta succedendo in alcune regioni, che drammaticità che c'è, ma quanti ladri abbiamo, quanto rubano? Spero che questi ne vanno dentro un pochi, perché li tengono là, perché proprio rubano i soldi alla povera gente, lucrano tantissimo. Questi sindaci che quando sono stati eletti sembravano il meglio del meglio, poi adesso dopo 2 anni, 1 anno e mezzo, andiamo a vedere che disastro che abbiamo. E chi è che controlla? Io non ho mai capito perché nessuno controlla queste cose qua. Con tutto lo staff che ha il governo, con tutto lo staff che ha lo Stato italiano, lo sappiamo dopo che le cose sono successe. Non può essere così, perché se è così bisogna che vada via anche questo governo, ma molto velocemente, ma non solo perché oggi lo denunciamo, sì, in questo caso. Voi avevate delle aspettative forti, come per esempio anche il sindacato CGIL, per carità, anche da questo tipo di governo, un governo a guida PD. Voi vi aspettavate un comportamento diverso? Cioè più vicino alle istanze sociali invece che più vicino a non si capisce cosa. Effettivamente. Ma non solo effettivamente. Prima avevamo dei governi di cui il sindacato ha sparato sempre contro. L'ultimo governo, sì, Berlusconi, via dicendo. Quando è stato eletto questo governo, io dicevo, lo sostenevo, che c'era il 98% degli italiani che volevano che questo governo arrivasse prima possibile. Ma se questo governo... Però non è stato eletto questo governo qua. Non è stato, è stato nominato, per esempio. Dobbiamo esatto, dire le elezioni ce le ricordiamo. Diciamo che è stato nominato. Ma forse dovremmo andare a prendersi qualcun altro, oppure
se le cose vanno avanti così non andiamo da nessuna parte. La riforma delle province, io do un dato, sono a rischio 54.000 posti di lavoro, ma se non abbiamo le assunzioni adesso, facciamo anche la riforma di queste province, non possiamo fare delle cose e poi non le attuiamo come dovrebbero essere attuate, perché se è così, questo paese non so dove va a finire. Ecco, voi scrivete qui in un altro appunto proclama della riforma delle province a rischio 54.000 posti di lavoro. 54.000 posti di lavoro a livello nazionale sarebbero messi a rischio. In realtà si parlava di un assorbimento delle figure nell'ambito della regione, eccetera. Qual è la situazione attuale? Perché poi non se n'è più parlato. Non se n'è più parlato perché il progetto che ci avevano spiegato, che più volte il Presidente del Consiglio e la sua squadra diceva no, noi non tocchiamo niente, anzi faremo le assunzioni, perché una volta per tutte bisogna capire che assunzioni che stanno facendo. Sono assunzioni o erano in cassa integrazione o erano quelli della scuola o via dicendo. Non sono assunzioni vere che non hanno mai lavorato o comunque si prende qualcuno e si mette lì per la prima volta 50, 500 persone e via dicendo. È che si va a prendere persone, giustamente, io dico perché sennò perdono il posto di lavoro anche questi, che avevano già un posto di lavoro, non è ex nuovo o nuovo a tutti gli effetti, perché si sta sbandierando, si sta spingendo molto sugli organi di informazione che queste sono assunzioni. Non sono assunzioni, sono magari ragazzi e ragazze che sono da 2, 3, 4 anni che aspettano di vincere il concorso A, il concorso B e via dicendo, e quando l'hanno vinto questo concorso non li hanno chiamati al posto. Adesso c'è questa cosa qua, purtroppo difficile dal mio punto di vista, che diano attuazione di quello che hanno detto. E in questo paese ormai sud, nord o centro siamo quasi messi tutti nella stessa situazione, tranne qualche regione a statuto speciale. Ce n'è uno in particolar modo che costa tanto, costa 5 volte il Veneto, 7 volte il Veneto, perché è statuto speciale, ma dobbiamo allineare anche queste ingiustizie che ci sono, ma perché se andiamo tutti male, vediamo di dare un'attenzione che anche queste regioni, se le altre ci rimettono, anche queste ci devono rimettere. Com'è? 8 milioni al mese c'è qualcuno che prende, nessuno li va a toccare questi qui, perché non ho capito. E noi siamo tutti arrabbiati sugli indennizzi. Noi nei nostri documenti... Qui parlate di privilegi e vitalizi, in modo particolare. I vitalizi che sono dati a chi già prende molto, li diamo ancora. E ho seguito l'altra sera una trasmissione di Report, mi sembra, che dicono che questi non si possono tirare via. Ma come? Se possono tirare via parte della pensione di un pensionato, di abbassare la busta paga di un lavoratore, a questi che sono già in questa situazione straprivilegiata non possiamo portarle via, non può fare un decreto. Renzi, fai un decreto prima di questi che portiamo via un po' tutto, perché il governo questo lo può fare, non è che bisogna che passi per la Corte Costituzionale, basta che facciano un decreto e che sospendano questi vitalizi, non è che non possiamo fare niente, li sospendono, ma se c'è gente che perde il posto di lavoro, famiglie in difficoltà, tutte queste cose non possiamo sospendere a questi signori che poi scopriamo chi sono e via dicendo. Non si può sospendere per 5 anni questi vitalizi? Assolutamente. Torniamo a parlare di questo, pochi secondi di pubblicità.